ringraziare. In Consiglio regionale è tempo di bilanci e riflessioni di fine anno. A Trieste l'appuntamento tradizionale degli auguri ha offerto l'occasione per fare il punto sulla 13ª legislatura ormai giunta al giro di boa. Il 2025 viene descritto come un passaggio decisivo per il Friuli Venezia Giulia, segnato da risorse straordinarie e da un'intensa attività legislativa su vari fronti: commercio, turismo, famiglia. Nel clima istituzionale del Palazzo del Consiglio, il presidente Mauro Bordin ha richiamato il valore delle politiche che mirano a sostenere la natalità e a rafforzare le condizioni di vita delle comunità regionali. Temi già oggi al centro della discussione pomeridiana del Consiglio e che per la maggioranza continueranno a orientare anche il lavoro del 2026. Il 2025 è stato un anno molto importante per il Consiglio regionale perché abbiamo avuto a disposizione risorse enormi che abbiamo cercato di impiegare nel miglior modo possibile a favore delle famiglie, dei cittadini e delle imprese del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo approvato anche importanti leggi di settore, in particolare legate al commercio, al turismo e alla famiglia. E proprio sulla famiglia questa legge di stabilità si è concentrata tantissimo con una nuova misura che vuole promuovere la natalità. Siccome credo che essere genitori sia una delle cose più belle che possono capitare nella vita, ecco, io mi auguro che non solamente economicamente ma anche dal punto di vista culturale si riesca a trasmettere questa voglia all'interno della comunità regionale. Accanto a lui il governatore Massimiliano Fedriga, che ha sottolineato il ruolo del confronto politico, a tratti acceso ma sempre costruttivo, che ha permesso di dare risposte condivise ai cittadini. Un momento di saluto dunque, ma anche di prospettiva, che apre alle sfide del nuovo anno e al dibattito sul futuro del territorio.